Dice così la parola di Dio. Voi siete il sale della terra, ma il sale diventa insipido. Con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. E non si una lampada per metterla sotto recipiente. Anzi, là si mette su candelere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nel cielo. Amen. Con questa voglio solo fare un breve commento di quello che il Signore ha voluto parlare con ognuno di noi su questa parola. Che a volte noi pensiamo che essere credenti è solo qualcosa che ci fa un nome, ma il Signore non vuole che noi siamo solo credenti di nome, perché io ho conosciuto anche persone credenti che quando io le incontravo per strada non volevano nemmeno che gli dicevo pace, volevano solo che li salutavo con un ciao, perché loro si stavano nascondendo di essere credenti. Ma quello che il Signore vuole che noi veramente possiamo essere arricchiti della parola di Dio, affinché possiamo portare la presenza di Dio dove andiamo senza vergogna, perché come ha detto anche Paolo, io non mi vergogno del Vangelo, perché so che esso è potenza di Dio. È quello che noi dobbiamo sapere, che la parola di Dio è potenza per coloro che credono, e noi siamo quelle persone che crediamo, non solo di nome, ma di fatto, perché se noi siamo credenti di nome e di fatto noi possiamo essere una luce che risplende, come dice qua nel versetto 16, così risplende la vostra luce. Se noi siamo persone che non ci nascondiamo, se noi persone che abbiamo veramente quella consapevolezza dell'arricchimento della parola di Dio. E anche un altro punto, perché qua la parola dice il sale della terra. Il sale noi sappiamo che ha dei elementi importanti, ma quello che il Signore ha voluto sottolineare qua è l'elemento della conservazione, affinché noi possiamo conservare ciò che abbiamo ricevuto, possiamo conservare, possiamo fare rispettare il Vangelo, che noi non possiamo scendere a compromesse, ma portare ciò che è la volontà di Dio ovunque noi andiamo. Non che è uno scambio il Vangelo. Io faccio questo, ma tu devi fare quello. Il Vangelo non è uno scambio. Il Vangelo è la verità. E se noi vogliamo veramente essere ministri, vogliamo essere uomini, se vogliamo essere donne di Dio, non dobbiamo cambiare con nessuno il Vangelo, ma dobbiamo conservare la fede, ciò che abbiamo creduto, affinché noi possiamo essere una luce che risplende. Amen. È questo che ho voluto condividere con ognuno di voi.